In questo libro sono stati raccolti un centinaio di episodi di ritardi di servizi seguiti all'introduzione del numero unico di emergenza 112 e della centrale operativa unica regionale di soccorso sanitario nella mia regione, Friuli Venezia Giulia. Gli episodi sono stati tratti da fatti di cronaca, dai social media, da segnalazioni di cittadini e di operatori sanitari e dell'attività istituzionale di politici regionali. Alcuni episodi sono sconcertanti, altri sono solo buffi, ma altri ancora hanno messo in pericolo la sicurezza, la vita e la salute delle persone. Ed è probabile che questa sia solo la punta di un iceberg. L'obiettivo del lavoro è quello di analizzare attraverso gli episodi i problemi del modello del numero unico 112 adottato in Italia e quello delle mega centrali regionali di soccorso sanitario, in modo da individuare correttivi e cambiamenti necessari. Consiglio di sfogliare semplicemente il libro e di soffermarsi sugli episodi che più interessano, che più colpiscono. Ovviamente mi farà piacere ricevere osservazioni, commenti, suggerimenti.